Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, infatti ci sono e vi saluto tutti con molto calore. Con molto calore non è un'espressione casuale, secondo me. No, non è casuale. Io ci ho considerato che il Bamba questa settimana lo dobbiamo assegnare per forza a tutti quelli che si lagnano per il caldo e si lagnano in modo addirittura esagerato. Sembra che si stiano per morire tutti all'inferno. In realtà perché quasi sempre d'estate fa caldo e quasi sempre l'inverno fa freddo, quindi non si capisce per quale motivo si debba urlare alla maledizione. Insomma, adesso piuttosto che per prendere un po' di fresco sia sufficiente chiudersi in casa con le tapparelle magari giù, e se poi se c'è uno anche 2 lire fa un piccolo impianto di aria condizionata e risolve il problema. Insomma, non mi sembra il caso di pericolare e di minacciare. Sembra veramente che questa calura possa ucciderci, possa sterminare l'umanità. Mi sembra veramente un'esagerazione tipica dei Pirla e quindi dei Bamba. Non c'è dubbio, tra l'altro scusami, giornalisticamente credo che tu mi insegni che la notizia sarebbe il contrario, no? Cioè la notizia sarebbe se a luglio facesse freddo, immagino. Sì, hai perfettamente ragione. La notizia sarebbe il contrario. Se facesse un freddo boia, allora è chiaro che dovremmo lamentarci e fare le inchieste, cercare di capire il perché, per come. Invece siamo in luglio e in luglio fa caldo, che scoperte. Io non riesco a capire come mai tanto allarmismo per un po' di caldo. Certo, tra l'altro questo allarmismo, devo dirti, ha assunto un po' i contorni anche dell'isteria addirittura politica, cioè sembra che il caldo sia pure un po' fascista. Si sottopongo proprio alcuni pareri che illustri politici di sinistra hanno riservato in queste ore, no, all'emergenza caldo. Bersani ha detto: spero che anche chi ha votato la destra senta un filino di caldo, perché negare il cambiamento climatico come sta facendo la destra mondiale è demenziale. Poi c'è il nostro Angelo Bonelli, a cui tu hai dato il Bamba recentemente, il portavoce dei Verdi, che è un nostro proprio punto di riferimento, diciamo, che ha definito la destra una banda di climafreghisti. E infine c'è Sandro Ruotolo, già spalla di Santoro e oggi nel PD di Elly Schlein, che ha detto che siamo in piena guerra climatica. Cioè, cos'è questa isteria politica sul caldo? Che cosa rappresenta? Io ricordo quando ero un ragazzo c'erano delle estati caldissime, esattamente come adesso, niente di più, niente di meno, e nessuno se ne lagnava. Si cercava di... Allora si andava un po' in piscina per mitigare. In sostanza credo che non sia cambiato nulla, proprio nulla. Ci può essere un grado in più, un grado in meno quest'anno rispetto a altri anni, ma non c'è niente di eccezionale. Siamo qui tranquilli, no? Mangiamo una guria e buonanotte. Sì, esatto. Ma come mai la buttano in politica, secondo te? Cioè, come mai anche il caldo diventa tema di polemica contro il governo? Secondo me il problema è molto semplice. Siccome si è parlato molto di ambiente negli ultimi anni, no? Nell'ambiente non bisogna modificare l'ambiente, bisogna abolire le macchine che danno benzina, bisogna fare questo, bisogna fare quello. È diventata una specie di isteria generale e quindi come tutte le mode fanno in fretta a prendere piede, ma poi rimangono lì
e per scansarle ci vuole del tempo, e ci vuole del tempo anche per convincere la gente che l'estate fa caldo e ti prendono così. Cioè è un caso di conformismo cretino sostanzialmente, ci stai dicendo. Sì, è un caso assurdo. Insomma. E poi è un conformismo terribile perché ci espande con una facilità estrema. Io le lagnanze sul caldo che ho sentito in questi giorni non le avevo mai sentite in tutta la mia vita. Certo, e comunque, come dire, ci confermi che anche le estati della tua gioventù tendevano a essere calde, diciamo, ecco, questo lo possiamo... Questo è vero, perché ho un caldo boio come adesso, è normale, no? Bisogna sapere, insomma, già nelle elementari mi insegnano che l'estate fa caldo per certi motivi, in autunno un po' meno, poi inizia la primavera, invece l'estate si scopre di caldo, per fortuna. Sì, direi che siamo all'ABC. Tra l'altro il conformismo che dicevi tu poi però assume delle vesti anche, diciamo, inquietanti che impattano sulle nostre vite, perché è di questi giorni la notizia che anche sull'onda dell'allarme caldo ci sarebbe il nuovo piano della Commissione europea per ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. Cioè, come dire, vogliamo fermare proprio la nostra economia in nome della canicola? No, mi sembra veramente una stupidaggine. Ma questo è un periodo in cui proliferano le stupidaggini in un senso, e quindi noi dobbiamo assistere in silenzio a questo trasformarsi del costume che veramente fa anche ridere, se vogliamo essere sinceri fino in fondo. Purtroppo è così, sopportiamoli, come sopportiamo il caldo dobbiamo sopportare quelli che piangono per il caldo. Sì, ormai è un classico. Posso dirti una delle cose che mi ha fatto più ridere, non so cosa ne pensi tu, chiedi un commento, ma è su un episodio di cronaca. Sai che nei giorni scorsi ha ceduto l'insegna delle Generali, no, che c'è a Milano nel quartiere City Life, in cima al grattacielo. Alcuni seriamente, ma dei giornali cosiddetti giornaloni, a partire da Repubblica, poi anche il Domani, hanno insinuato che questo sia accaduto per il caldo. Ora, a me risultava... io sono andato a controllare, non so cosa ne pensi tu, ma a me risulta ancora che l'acciaio fonda attorno ai 1400-1500 gradi, no? Tendo a escludere che si sia arrivati a quella temperatura. Siamo realmente, siamo fuori di testa, guarda, è assurdo. Come si possa pensare che il caldo sciolga l'acciaio? Sono basito, sono esterrefatto, e quindi l'unico momento di sfogo è questo Bamba che mi consente di dire quello che voglio su qualsiasi cosa. Questo è proprio nel nostro DNA, quindi diciamo che anche la nostra categoria contribuisce a questa isteria, no? Perché quando tu dici che è crollata per il caldo, insomma. Sì, siamo portatori di idiozie. sì, spesso sì. E comunque, insomma, augurando buona estate, straribadiamo il Bamba a chi si meraviglia perché d'estate fa caldo. Ecco. Esatto, sono totalmente dalla tua parte. Ti ringrazio come al solito, direttore. Un saluto a tutti voi. Grazie. Un saluto, accendiamo un po' d'aria condizionata al massimo. A presto. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.